Buongiorno, oggi abbiamo 137 km da fare. Two hours later. Beh, così è veramente figa. Oh! Buongiorno, oggi abbiamo 137 km da fare. Sono le 4:30. Bene, tutto pronto, bici preparate. Sono le 5 meno un quarto e siamo pronti per andare a Lubiana. Adesso vediamo durante il tragitto. Augurateci buona fortuna. Quanta inciviltà per strada, guarda quanto è pulito. Sì capo, va bene, adesso mangio. Beh, problematica, nello scendere dalla bici ho dato una botta a quella destra, un male incredibile. Ad ogni modo siamo solo a 15 km e siamo già a 360 metri di dislivello. Adesso dobbiamo andare il più possibile avanti perché si comincia a venire sul sole e saremo in un posto dove l'acqua non è molto facile da trovare, quindi dobbiamo andare per forza a bomba. Se non altro ci sono 21 gradi in questo momento, difatti fa un freschetto abbastanza importante, però bello, sta bene, almeno c'è la discesa e la cosa è bella è quella. Bene, nella prima parte di grave siamo entrati adesso. Allora, c'è un trattino un po' tecnico all'inizio, però in teoria abbiamo finito questo pezzo di grave. Forse. Grazie asfalto. È tosto sto giro, porca vacca. Dobbiamo arrivare a 1200 e siamo a 440 metri di dislivello. Devastante. Che posticino. Vai, esponi. Questo terreno qua l'abbiamo tenuto per diversi chilometri e ne mancheranno circa 2, Però è tutto così. che ci metterai 20 minuti però dai, sono 2 chilometri e poi è strada praticamente fino a sopra Lubiana. Questo è il tratto bianco che abbiamo fatto, manca questo pezzettino, poi è tutta strada. Bene. Ma quello ci penseremo poi. Esattamente. Oh! Ma che... Beh, la cosa assurda è che comunque ti ho preso. Come stai? Sì raga, comunque Komoot io credo di non potermi più fidare. Perché, cioè, dove
Dove diavolo? Cioè, dai. Ok. Finalmente siamo usciti. Maria, che percorso, ragazzi. Adesso speriamo che il cancello del confine sia aperto. Oh cazzo, è vero. Momento suspense. Volevo farvi sapere che siamo arrivati oltre i 1000 metri di dislivello e non è male. Non è male proprio. Così vai su che è un piacere. Siamo arrivati insieme a questa saletta. È stata tosta, mentre la prossima è tosta uguale. No dai, la pendenza è più o meno a metà. È un po' meno tosta. Dopo sta salita, montagne, erba, alberi, manca una mandria di mucche e siamo a posto. Allora, ho fermato il tipo lì, non parlava inglese, non parlava nessuna lingua a parte la sua. Gli ho chiesto se la frontiera fosse aperta o meno. Lui era io ho detto sì, vecchio, tu puoi parlare quel che te vuoi, mi non capisce. No, che ne santi, cioè non è che sì, ho detto vai. Quindi non sappiamo se sia aperta, chiusa, non lo so, e questo è un problema. Bene, quindi riguardo la problematica Slovenia, Non c'è la problematica, non c'è neanche niente. Siamo le uniche persone, a parte un vecchietto con la sua Lada che parlava ostrogoto. tosta, che vacca. Bene signori, mamma mia. Bene, signore e signori, ho l'onore e il piacere e la soddisfazione di dirvi che la salita l'abbiamo finita, cioè quella bella tosta, cattiva. Adesso abbiamo fatto e facciamo e poi mangiamo. Ci vorrebbe la canzoncina di Top Gun. Bello bello raga, sembra di essere in Cansiglio qua, è una cosa spettacolare, c'è un tratto adesso di strada battuta, sterrata, bellissima, molto meglio quando vai sul piano e non in salita. Alleluia, è arrivato l'asfalto signori. Sono un attimo leggermente stufo di ste salitine, mega discesoni, quella salitinetta, poi giù, basta, non la posso più. Ho culo che mi fa un male? No, ma davvero? Boh. Guarda che casette che c'è qua signore. Oh, ma che cavolo. Salve, buongiorno. Mamma mia, mamma mia. Beh, così è veramente figa. Così sì. Anche la borsa. Io la terrei sporca. Cioè, guarda la borsa. E la borsa era nera prima. Poi c'è quella di Leo. Belle così. Senza far fatica. Senza far fatica. Quello sicuro. 40 gradi abbondanti anche oggi, mamma mia.
Dunque, rapido aggiornamento, qui questo qua dovrebbe essere un lago, ok? Tutto un lago, e invece c'è solamente sto skit di fiume qui, con i cigni, là via in fondo. Che schifo. Allora, ci siamo fermati, faceva talmente caldo che lui non si caricava neanche più. Adesso mi sta dando delle piccole soddisfazioni. Marco sopra il tavolo. Sono un pasto caldo. Foglie dal cielo. Allora, dobbiamo superare sto coso qui, che è un campo enorme. Vediamo se il mio tentativo per tenerlo fresco funziona. Ho trovato l'ottimo modo per tenerlo al fresco e finalmente è finito anche lo sterrato. E sto lago che, oh raga, non esiste il lago. Ringraziamo questo bellissimo posto per aver tirato la fontanella che ora prosciugheremo. Devo andare. Questa sarebbe la fontanella. Wow. 2 hours later. Fraga. Allora, 36 km mancanti all'arrivo Lubiana. Soddisfa. Non so se vi ricordate cosa ho detto nel video di presentazione su questa tappa qui. Perché arrivare a Lubiana sarà un bagno di sangue. Beh, è stata alquanto dura. Che bello. Che bello. Intendevo questo grafico. Tutta in giù adesso. Olè! Guarda che orto! Mio Dio! È più... è 20.000 volte più bello del mio! Ci mancano 20 km che se siamo bravi arriviamo per le 7. Quindi vediamo di fare i bravi e arrivare per le 7. Alleluia! Mancano 7 km e mezzo all'appartamento, ma Lubiana l'abbiamo presa. Posso dire che è freschetto e si sta veramente bene. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Guarda che posti. Bello. So good, so fresh. Bene ragazzi, dopo 145 km siamo veramente arrivati a Lubiana. Che spettacolo di posto. E tanti altri motivi per cui è bello questo posto. Just the way you like it. So good, so fresh. Yeah, you like it. Get up on your feet, this is a shakedown.